Peron è professoressa di una materia fondamentale, inglese. Non occorre che commenti ulteriormente perché è veramente, l'inglese chiaramente è diventata la lingua internazionale. Questo da questo punto di vista è un paese straordinario. Io sono stato qui per 5 mesi e mezzo, prima sono stato a Roma per 7 anni, è una città meravigliosa. Sono arrivato qui, non ho ancora trovato in 5 mesi e mezzo nessuno che a cui abbia parlato in inglese. Il mio norvegese è veramente raccapricciante, anche se sto cercando di ormai proprio ho fatto alcuni discorsi in norvegese e la audience faceva finta di avermi capito, mi rendo conto che non ho ancora trovato nessuno che mi abbia detto sorry, tutti, è una cosa veramente splendida. E so che i giovani italiani sta diventando la stessa cosa, quindi approfittate della professoressa Peron, perché veramente come dire, non è nemmeno il fatto di avere pranzo siano un po' sfasati, però per il resto secondo me siamo molto simili. A parte che ho trovato molta differenza sul fatto delle loro attività libere, cioè per esempio perché noi abbiamo una città abbastanza grande, mentre loro per trovare un grande centro devono andare fino a Oslo. Però comunque mi sono trovato molto bene, sono stati molto ospitali, non mi hanno mai fatto mancare niente, anche con i ragazzi sono diventati simpaticissimi e mi sono trovato veramente bene.